Questo video vi conviene condividerlo perché farà saltare dalla sedia parecchie persone. Eh già, perché se come me siete convinti che il 4 maggio poi si uscirà, si prenderà la macchina, si potrà andare finalmente in giro liberamente, io vi consiglio di andare a guardare la scadenza della vostra patente. Eh già, siete già andati a guardare? Avete controllato? Perché mi sono accorto che, come me, purtroppo c'è una marea di persone che si sono accorti di avere la patente scaduta nel momento in cui hanno compilato l'autocertificazione per la prima volta. Dunque cosa succede? Allora non vi preoccupate, perché se la patente è scaduta dal 1° di gennaio, a quanto pare hanno fatto una proroga fino ad agosto. Ma se, come me, ahimè, la patente vi era scaduta già dall'anno vecchio, e niente, dobbiamo aspettare il 4 che riaprano le varie autoscuole, i vari medici, farci il segno della croce e mentre vedremo le persone il 4 maggio prendere le proprie automobili e dirigersi liberamente verso qualche destinazione, io insieme a qualcun altro dovremmo aspettare. Controllate la patente, la scadenza.